Carlo Lucchina, presidente di Varese per l'Oncologia. Ci troviamo a Villa Tamagno, oggi una donazione importante che in qualche modo chiude un anno dove Varese per l'Oncologia ha fatto grandi passi avanti nello stare vicino alle persone che soffrono. Di cosa si tratta e quali sono i progetti? È verissimo, noi abbiamo regalato, anzi donato, delle apparecchiature per il Day Hospital oncologico, apparecchiature che sono state possibili anche grazie a donazione di parenti e amici di una persona scomparsa che è stata curata nel reparto oncologia e di altri donatori, oltre che di tutti i soci nostri e non soci. Siamo alla fine di un anno importante, abbiamo sviluppato parecchie iniziative, è recentissima la notizia di un finanziamento regionale all'azienda ASST Sette Laghi per il progetto Home Oncology che ci permette di sviluppare ancora di più tutte queste iniziative. Questo è importante perché è vero che nel Day Hospital e nel reparto di oncologia ci sono dei grandissimi professionisti a tutti i livelli, è altrettanto vero che le persone che hanno questo tipo di patologia hanno anche necessità di essere un attimino considerate con attenzione nell'aspetto domiciliare di cura e nel loro percorso di cura e possibilmente di guarigione.